Saluti a tutti. Il percorso da Carbi a Bosa indicato dall'itinerario Antonino Augusto è di complessive 25 miglia, dunque 37 km, una decina di chilometri in meno rispetto agli attuali. Bosa viene collocata da Claudio Tolomeo decisamente all'interno dell'isola, quasi stessa, riferendosi a Busacchi. Bosa era in principio stanziata nei pressi della chiesa di San Pietro, che risulta distante dal centro della città odierna un paio di chilometri. Questo dato però non giustifica l'enorme divario angolare registrato da Tolomeo nella sua geografia. Della Bosa antica Said Aez è rimasta la chiesa di San Pietro, elevata cattedrale della diocesi di Bosa tra il 1062 e il 1073, anno quest'ultimo in cui risulta vescovo Costantino di Castra. Dopo la costruzione del villaggio ai piedi del castello di Serravalle, la località di Calameda, dove era situata la cattedrale, fu abbandonata dagli abitanti intorno al XV secolo. Il fiume Temo, navigabile per alcune miglia, è documentato da Tolomeo. Temo deriva da Temone, il timone della nave, da cui ha preso il nome Temeno, il divo marinaio. Secondo la leggenda raccontata da Pausania, la divinità del cielo e della terra fu portata in Arcadia da Temeno, figlio di Pelasgo. Il fiume Temo entrò dunque nella mitologia, seguendo il Tirso Turro a rappresentare il manico, la barra di comando dell'imbarcazione, che nel carro da guerra era detta Urbu, da cui era nata l'Urbe, la costellazione di 7 stelle del piccolo e grande carro. Temenos fu anche un Eraclide, considerato il primo re di Argo. Nell'antica Grecia, il Temenos era il recinto consacrato agli dei, detto in sardo Mandra. Il bracciale o lodica di ferro, di legno, di cuoio che lega l'asse del carro al gioco dei buoi è detto in sardo in diversi modi, aione, bagione, oioni, sesuia e altro. Il maschio del fuso, assio, palo che entra nell'anello della ruota e che serve a sorreggere il carro è denominato tra gli altri bussolo. La parte femmina, lorico o anello della ruota dove trova alloggio la testa del fuso, invece è chiamata bussola. Per questo anche tale resistente legno era ed è appellato in sardo busso, da cui sono derivati il latino buxo e l'italiano bosso. Per oleare l'attrito tra il bussolo e la bussola, quasi come in un rapporto amoroso, si usava come lubrificante il grasso dell'arto. Il contatto maschio con femmina si aveva inoltre nel momento in cui il timone del carro si infilava nella sesuia. Così dal timone nella sesuia nasceva il termine sesso, in latino sexus e in italiano sesso, mentre dal timone nel baione scaturiva il baso, in latino basium, in italiano bacio. Il timone è detto in latino anche urvum, che con il betacismo e senza la desinenza M denominativo equivaleva al sardo urbu. Dall'urba, che vuol dire anche placenta, nasce l'urbe, l'attivo singolare del latino urbs. La costellazione del carro era composta da 7 stelle, tante quanti erano i colli di Roma antica, la urbe per eccellenza. Il Temo, nominativo singolare latino, nelle costellazioni del grande e piccolo carro, era rappresentativo delle 3 stelle che segnavano proprio il timone, chiamato in sardo timona o iscala de carro. Il Temo o temone, quest'ultimo ettimo in latino del caso ablativo singolare, era pure l'organo di governo sia dell'imbarcazione sia dell'aratro. Seneca descrive con il Temo aureus il carro dorato. Varrone, nella sua opera di lingua latina, delinea in questo modo la costellazione del carro. Da dove derivi il termine Temo e perché venga chiamato così non è chiaro. Caratteristica della costellazione del carro, detta in questo modo dai greci, da Omero, sono le 7 stelle che la compongono, appellate Triones da noi romani. Triones sono ancora chiamati dai bifolchi buoi, dunque il settentrione, ossia il polo nord celeste, è per questo denominato Septem Triones. Varrone pensa che i Triones siano da collegare ai buoi perché le stelle vicini al grande carro costituiscono la costellazione del Bote o Arvada, quindi dell'aratro. Egli sbaglia a considerare i Triones essenzialmente dei buoi, poiché non tiene in considerazione o non conosce il significato di plaustrum, ossia del carro agricolo. Sia Triones che plaustrum sono le semi che a causa dell'incontro tra una consonante sorda iniziale, T, P, e una liquida, R, L, hanno perso per sincope la vocale U. In origine dunque erano Turriones e Pulastrum.
Turrione e Pulastrum erano nomi che indicavano la torre nuragica, la Pula o la Stella, dunque la città o la polis, per cui anche la Pula Chenta, la Urba, avevano la loro origine nella Pula. Il settentrione era dunque rappresentato da 7 turriones o urbe, ovvero sia 7 grandi torri o pulas. Turrione è un toponimo presente a Lula, Olbia, Ossi, Ploache, eccetera, a rappresentare la Pula, il Plano o Pulano e il Prano o Purano, famoso quello di Muttetu. In Sardegna vi sono centinaia di luoghi, a iniziare dalla città stellare di Pula, sita presso Nora. La Planargia, Pianalza o Pulanargia è il basolato che si erge sopra la città di Bosa e indica un luogo a contatto con il cielo. Qui infatti svetta il paese di Mago Madas, un composto di mago, astronomo, e Madas, Madau o Mandra, il recinto sacro come quello greco di Temenos. Il fiume Temono era figuratamente il Temoneos Adimona de Sugarro e la città di Bosa la sua bussola. Per questo il cognome Busincu con la O aperta è uguale a Busincu con la U chiusa di Busa o Bussa, da cui busso, nome prettamente sardo, ispiratore della bussola. Busso e Bussa sono pertanto cognomi stellari, così come dal firmamento celeste provengono la città di Bosa o Busa con il suo fiume Temo o Temone. La strada che attraversava Bosa era detta Via de Carro, mentre Scala de Carro è una località sul mare posta a valle di Savunta de Sardia, nel comune di Monteleone. Le sorgenti del Temo, sempre in Bidanoa, pare nascono in luoghi incantati, Corruandalo presso Pedra e Tori, ai piedi di Monte Cucco, Fontana su Bussole e Scala su Garro sono presenti anche nella Planarcia di Sindia. Nella costellazione del Piccolo Carro, la stella che ora indica il polo nord celeste è chiamata polare, similmente ai centri medievali di Pularisoni a Belvie e Pularisoni a Gadoni. Tale stella ha dato figuratamente il nome alla bussola che segna il nord e rappresenta culturalmente l'anello della Sesuvia in cui è infilato il timone del carro. Quell'anello, legato al gioco dei buoi, ritrae idealmente anche la fede nuziale e per questo è associato al cogiu, matrimonio, nome del maschio del timone dell'altro che si infila nell'arvata femmina. Infatti dal cogiu sardo deriva il coise latino nel caso ablativo plurale, tra l'altro presente in Sardegna come cognome, che con il suo verbo coitor significa avere rapporti sessuali, da cui il coitu, coito in italiano. A causa della precessione degli equinozi, circa 1500 anni prima di Cristo, la stella che indicava il polo nord celeste posta nel carro minore non era però la stella polare, ma la stella Cocab, da cui cocchio, carro da guerra, che segnava il fuso, l'anello della ruota e che conduceva direttamente al bussolo o alla bussola sardi. Per cui la bussola o la bussola che segna il nord non è un'invenzione recente, ma una scoperta remota, dovuta principalmente ai sardi, i quali hanno dato a questo punto astronomico una denominazione già 1500 anni prima di Cristo. Cocab è un prestito che gli arabi hanno preso dai sardi antichi, poiché si rifà al cocco, il colore arancio di tale stella, nonché cognome sardo. È chiaro dunque che la costellazione del carro ha un nome peculiare proveniente dalla Sardegna, battezzato dagli astronomi per il cielo primordiale, anche con l'etimo di Curru. A proposito del carro da guerra in dotazione al curatore, Tito Livio dice che egli saliva in Campidoglio con un curro aurato, ossia con un carro dorato o color cocco. Il busso o buso della scocca del carro ha dato il toponimo a paesi quali Busacchi o a coronimi come il Sarrabuso. Decine sono i nomi della Sardegna che si rifanno al buso o alla busa, omonima rocca in cui si rifugiavano i re della Tracia. Busanzium, pronunciata poi Bisanzio, era la città dei due mondi che Costantino aveva preferito a Roma, ignorandone l'origine sarda, da Busa. Ma questa è tutta un'altra storia. Saludos.